Antonio, ascoltami, Cleopatra non ha voluto venire. Non ha voluto. E me lo dici così, me lo dici. Dovevi trascinare la viva forza. Questi erano i miei ordini. Sì, Antonio, ma ascolta. Non ascolto niente. Capito? Eri nemici di Roma. Non c'è pietà. Siamo venuti qua giù per mettere ordine, per fare giustizia, e questa Cleopatra osa. Antonio, ti prego, frena il tuo furore. Non mi voglio frenare. Ma ascoltami, ti scongiuro, non è come tu credi. Cleopatra ha detto che un incontro con te al campo, fra lo strame dei cavalli e i resti dei bivacchi, non sarebbero stati degni del tuo altissimo rango. E la poverina vuole riceverti nella sua reggia con tutti gli onori che spettano ad un uomo come te. Ha preparato per te dei grandi festeggiamenti e si è recata al tempio per un rito propiziatorio. Oh. Antonio, se tu l'avessi vista, cos'era? Cos'era su quei cuscini, fra quei profumi, quelle nubi di profuma vestita come Venere? Ma sentitelo, la vecchiaia a te ti sta rimbambendo. Ho capito, hai incantato pure te. E poi vuoi vedere quando sei cretino? Venere non andava vestita, andava nuda! Appunto! Comunque, andiamo ad Alessandro. Ave!